Siamo a Norcia, Sì. al Vespasia, ristorante stellato da pochissimo, da qualche anno. Sapete insomma quello che è successo a Norcia, non stiamo qui insomma, a sottolinearlo troppo. Il bello è che chiaramente ora c'è Valentino Palmisano all'albergo della Relais Château. Sì, Palazzo Seneca, sono chef del ristorante Vespasia da aprile di quest'anno e sì, napoletano di origine. Sono in realtà venuto non da Napoli ma dal Giappone perché ho fatto un periodo della mia vita di circa 7 anni e mezzo in Giappone, di 7 anni e mezzo in Asia, 4 anni in Cina e 3 anni e mezzo in Giappone per poi approdare qui a Palazzo Seneca. Quindi un giro preso un po' larga insomma, per arrivare insomma, da Napoli al punto. Il tragitto sarebbe anche breve se vogliamo, anche perché c'è proprio una strada, l'E45 che io conosco molto bene, che porta poi da Orte, poi da Roma porta appunto qua, quindi diciamo poteva essere anche breve, ecco, quindi il passaggio. Sì, ma ecco, sarebbe quindi in stato realtà, meno interessante. ecco, perché prima di questo giro internazionale comunque c'è stato sicuramente uno chef. Sì, ci sono stati diversi chef, uno in particolare sicuramente Oliver Glovi che è un po' il mio maestro, ma anche Pino Navarra, Alfonso Iaccarino, Bron Barbieri con cui ho avuto il piacere di lavorare in cucina con tutti i chef molto importanti, anche se lo chef che più mi ha dato un'impronta è stato Oliver, insieme anche ovviamente a Pino, anche se poi tutti quanti mi hanno lasciato qualcosa di importante, devo dire la verità. E poi questo tour in Oriente quindi. Sì, poi sulla soglia dei 30 anni, anche in maniera un po' incosciente, seguendo mia moglie in Cina, ho capito, una volta arrivato lì però, che era il caso di approfondire questo discorso per imparare a vedere le cose da un altro punto di vista. La moglie non è cinese? La moglie è siciliana. Ecco, no, questo bisogna dirlo, non vorrei che qualcuno fraintendesse, ecco, però sembra che il Made in Italy piaccia, ecco, quindi non so se in Oriente lei ha trovato le lenticchie di Norcia come il tartufo nero di Norcia e quindi poi è tornato in Italia, è venuto qui, oppure invece... come dire, Diciamo che era più facile trovarla in Giappone che in Cina, per motivi di importazione, di restrizioni di ogni paese, però poi in realtà io ho un punto di vista mio, non particolare, non diverso, semplicemente mio, dove l'ingrediente non è buono o cattivo, è semplicemente diverso. Quindi la lenticchia di Castelluccio ha delle caratteristiche e in base alle caratteristiche io la lavoro in un modo, un'altra lenticchia avrà delle altre caratteristiche e quindi verrà lavorata in un altro modo. Il concetto di diverso, no? Tutto funzionale a un'idea o tutto focalizzato alle caratteristiche di un ingrediente? Questi sono i prodotti chiaramente famosi in tutto il mondo, quindi in Norcia, poi magari arrivando qui magari ne sono saltati fuori degli altri che sono un po' meno noti. Diciamo che la varietà e l'ampiezza dell'offerta di Norcia è veramente ampia e quindi mi ha dato l'opportunità di conoscere ingredienti che non conoscevo, come alcuni legumi che ignoravo proprio, come la roveglia, oppure da cui si deriva la farrecchiata, uno su tutti, come i salumi come il ciauscolo, i grandi caprini di Norcia, i grandissimi prosciutti di Norcia, dall'IGP al nero cinghiato al casareccio di Norcia, tutti prodotti veramente di un livello, per non parlare dei pecorini, arrivando allo zafferano. Ovviamente Norcia è famosa per il tartufo nero pregiato di Norcia, ma
oltre quello c'è un mondo infinito, quindi sono entrato a far parte di un circuito che mi ha permesso di scoprire ingredienti che ignoravo. Beh, San Albergo è stato anche appena premiato quest'anno, perché è ripartito, non so se c'è stata una pausa, cosa è successo. Sì, dopo il terremoto del 30 ottobre, in cui si era comunque già pianificato una chiusura invernale che sarebbe venuta di lì a poco, però in realtà dopo il 30 ottobre Palazzo Seneca, che non è stato minimamente intaccato neanche con un graffio dal terremoto, si è trovato a chiudere perché la zona circostante invece era stata danneggiata e per un lungo tempo è stata zona rossa finché non sono stati fatti degli interventi di messa in sicurezza oppure proprio di ristrutturazione che hanno permesso la riapertura di Palazzo Seneca alla fine di aprile di quest'anno. Solitamente Palazzo Seneca porta la sua stagione fino ai primi di gennaio. Diciamo che ha chiuso semplicemente un po' prima e ha riaperto semplicemente un po' dopo. Questa è appunto la storia, e quindi ecco che quindi il nostro Valentino Palmisano si appresta chiaramente a proseguire, ecco, in questa occasione nell'autunno, no? Siamo da poco entrati nell'autunno del 2017. Sì, adesso l'autunno ci regalerà sicuramente tra qualche tempo il tartufo nero pregiato, il melanosporum, che è un po' l'ingrediente simbolo di questo paese, insieme ovviamente a tutta un'altra serie di ingredienti che andranno ad abbinarsi e che andranno a comporre quello che sarà il menù autunnale. Bene, 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 quindi grazie al nostro chef, noi chiaramente attenderemo anche il giudizio, ecco, stiamo attendendo il giudizio per capire appunto, visto che sono già arrivati dei riconoscimenti all'albergo eccetera eccetera, quindi dovremmo tornare appunto per magari festeggiare, no? Qualche bel riconoscimento. Diciamo che ovviamente noi speriamo come prima cosa di rendere felici i nostri clienti, che è il nostro obiettivo principale. Poi tutto quello che viene, se frutto del nostro lavoro,